Fino ai 14 anni io vivevo in una casa di Rovetta che era molto vicina al confine con Fino del Monte e dal balcone del mio salotto riuscivo a vedere uno scorcio di chiesa parrocchiale davanti alla quale ovviamente passavano anche i cortei funebri di Fino. E tra tutto ricordo che la cosa che più mi impressionava era la potenza evocativa di quel miserere che a Fino cantavano e a Rovetta no. Guardi che credo che sia una cosa di grande peso sia spirituale che naturale. Il miserere, dal latino pietà, Signore, è il Salmo 50, uno dei 150 salmi del Salterio che la Chiesa prega in modo particolare in riferimento ai defunti come atto penitenziale. È riferito ovviamente al profeta Davide, composto da lui, in un momento di particolare dolore per il peccato commesso, in un momento di contrizione, di senso di colpa, per chiedere perdono a Dio. Essendo fondamentalmente un canto di tradizione orale e popolare, non è stato facile rimediare informazioni. Ho capito passo dopo passo che questo canto era eseguito non solamente a Fino, ma anche in altri paesi. Olera di Alzano, Locate Bergamasco, Semonte. A Semonte sono sicuro che lo canteranno ancora, perché mi ricordo bene della tradizione molto profonda di Semonte. Non si sa esattamente chi abbia scritto questo brano, sicuramente deriva, anche per la forma con cui è espresso musicalmente, deriva da una melodia gregoriana, che si ripete anche poi nella parte comunque della risposta al solista, sebbene sia poi arrangiata armonicamente in modo diverso. Qualcuno lo attribuisce a Perosi, però anche nelle nostre valli la stessa melodia viene trasmessa in maniere differenti, sebbene comunque l'impianto sia sempre quello. Questo salmo viene utilizzato anche al venerdì mattina, per esempio, per il canto delle lodi dalla Chiesa, viene utilizzato spesso in Quaresima, a volte anche per la preghiera della Via Crucis. Un salmo comunque penitenziale che appunto si adatta bene alla liturgia funebre. Cantando il miserere si va più vicino al discorso del trasporto del feretro. Non si rimane esterni o non si rimane persone isolate. Ci si lega col morto, perché è una grande preghiera, come ha detto il reverendo, ma veramente di spiritualità e di forza naturale che ha questo miserere. Il latino in questo caso si adatta benissimo alla parte musicale e va cantato così, perché è sempre stato cantato così. In realtà ho sentito anche versioni in lingua italiana. Quando ero piccolo il mio parroco, e così ho imparato il miserere, in realtà lo cantava in italiano. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nel tuo affetto, cancella il mio peccato, eccetera, eccetera. E noi rispondevamo, eravamo piccoli, insieme a tutta l'assemblea, in cammino verso la chiesa mentre si portavano i defunti, si rispondeva appunto in italiano e così lo abbiamo imparato. Però evidentemente la lingua latina ne conserva di più anche solo il fascino, per cui è nato così come è nato. Le tre voci virili di cui è composto questo brano sono le voci maschili. Le voci femminili sono definite in modo diverso. Le tre voci virili sono normalmente, come anche in questo brano, comunque normalmente sono i tenori primi, secondi e i bassi, oppure baritoni e bassi. Ed era normalmente la formazione dei cori che cantavano nell'epoca preconciliare, diciamo, prima del Concilio Vaticano II, che ha cambiato l'impianto della musica nella liturgia. Nel caso del Salmo 50 è uno dei salmi forse più modulari da questo punto di vista, viene pregato in tantissimi modi diversi, anche sotto forma di canti molto diversi.
La penuria di cantori maschi, in questo caso, appunto perché queste musiche erano cantate prevalentemente da maschi, ha portato alla necessità, dove si vuole appunto far rivivere nuovamente questa musica che raramente si sente, ha portato appunto a far sì di far cantare anche le donne, sebbene non adeguate dal punto di vista del colore del timbro della voce. Però con alcuni arrangiamenti si riesce comunque a rendere comunque la musica fruibile. Sì, però senza stare a tirare in ballo parole fuori luogo come quella del sessismo. È un discorso artistico prima di ogni altra cosa. Possiamo semmai confutare quanto sia opportuno o meno che la morte venga rappresentata in una maniera così lugubre, così tetra, ma appurato il fatto che questa è la direzione che vogliamo seguire, dobbiamo essere onesti e la forza della voce maschile non ha eguali. Dirigere questo coro è divertente soprattutto perché è tutta gente che, a parte che ci conosciamo tutti e siamo anche amici, è tutta gente comunque che ha fatto carriera anche di un certo livello, chi alla Rai di Torino, chi al Donizetti, chi in altri cori, è comunque bello. Anche perché è importante continuare questa tradizione, sebbene non sia facile riuscire a cantare nelle liturgie questo tipo di musica, appunto perché è poco conosciuta e forse non ben apprezzata come dovrebbe. Per il momento mi bastava fissarlo nel tempo, perché c'era il grosso rischio che con il passare delle generazioni che l'hanno cantato passasse anche il canto. E non lo potevo permettere. Credo che quella di questa sera sia l'unica registrazione al mondo di questo Miserere. È una tradizione nostra, delle nostre valli, della nostra bergamasca, che a mio avviso è un peccato perdere. E siccome lo conoscono ancora e se lo ricordano davvero tanti anziani, è bene che anche molti giovani comincino a ricantarlo e riprendere questa tradizione che diventi ancora un'abitudine liturgica e non solo. Vedremo in futuro. Per adesso va bene così, per adesso ho questa grande soddisfazione di essere riuscito a metterlo lì, a congelarlo. E devo dire grazie alle persone che mi hanno aiutato. Mi viene in mente su tutti Don Marco Caldara, che non si è mai tirato indietro dal primo momento, tutte le persone che anche solo con una semplice telefonata, un semplice messaggio mi hanno detto prova a sentire quello là che vedrai che ti può dare una mano. Sergio Rocchi, senza di lui probabilmente non saremmo riusciti a smuovere l'ultimo tassello. Mazzola, che ha fatto da intermediario con il coro. Tante persone che mi hanno dato una mano e voglio ricordare anche le tante persone che invece non mi hanno dato una mano, perché io l'ho visto un certo ostruzionismo nei confronti di questa operazione. Non so se è dovuto al fatto che io fossi il Bepi, quindi tradizionalmente legato a tutt'altro, ma ho quasi capito che qualcuno non aveva piacere che io mi avventurassi in questa cosa e quindi con un po' di soddisfazione posso dire che invece l'abbiamo portata a casa e adesso siamo contenti. Adesso un peu anche meur, o no? Il Miserere, che ho accettato di cantare molto volentieri, andrebbe appunto custodito, conservato come una bellissima tradizione, in riferimento in modo particolare, come deve essere, alle liturgie dei defunti, per i nostri cari defunti. A dir la verità, in un progetto artistico più ampio io avrei arricchito il canto con dei particolari che servivano a rendere ancora più intensa l'emozione di chi questo canto lo ascoltava. Faccio un esempio, il lento incedere dei passi sulla ghiaia del vialetto che porta al Camposanto, le ruote del carro funebre che avanzano con le marce ridotte, tutti particolari che però sono importanti. Ci sono delle note molto spirituali dentro che aiutano la persona. Miserere mei Deus, secundum magnam misericordiam tua. Et secundum multitudinem miseratio
ab iniquitate mea, et a peccato meo munda me. Tibi soli peccavi et malum coram te feci, ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum iudicaris. Et cenim veritatem dilexisti, incerta et occulta sapientiae tue manifestasti mihi. Auditui meo dabis gaudium et laetitiam, et exultabunt ossa humiliata. Cor mundum crea in me Deus, et spiritum rectum in novem visceribus meis. Rednemi laetitiam salutaris tui, et spiritu principali confirma me.
Deus salutis me, et exultabit lingua mea justitiam tuam. Quoniam si voluisse sacrificium dedisse mutique, holocaustis non delectaberis. Sacrificium Deo, Spiritus benigne fac Domine in bona voluntate tua Sion, ut edificentur